Benvenuto da parte del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Oggi presentiamo questa interessantissima conferenza che è stata pubblicata nella rivista Archivio Storico Cenedese, molti la conosceranno, immagino, ecco. E qui ovviamente la mettiamo in forma di conferenza, ma se volete leggere l'intero articolo basta procurarsi una copia del numero 9. Dopo c'è comunque. Ecco, dopo l'hai anche messo benissimo, ecco. Dunque, Massimo Gusso non ha bisogno di presentazioni, è uno storico, ricercatore, uno studioso soprattutto, ha vastissimo raggio, perché non so, una cosa di cui non ti sei ancora occupato, quindi anche come proprio distribuzione nel tempo si va dall'Alto Medioevo al XX secolo, insomma, ecco, nella sua, diciamo, nel suo campo di interessi. Approfitto per informarvi anche di tre cose. Allora, venerdì 21 novembre alle 17:30 avremo Franco Bastianon che presenta il suo primo libro su Venezia. Quindi lui ha scritto altri libri, soprattutto se è noto per il Cansiglio, gli studi sul Cansiglio. Qui invece... Prego? È veneziano di Cannaregio. Ah, veneziano, perfetto, ma infatti scrive finalmente su Venezia qualcosa sulla nascita di Venezia. Poi venerdì 28 alla Casa dello Studente in centro a Vittorio Veneto alle ore 18 presentano l'archivio storico cenedese numero 10, quello che ho appena nominato, solo il numero successivo, dove c'è l'articolo Castelnuovo di Corbanese, archeologia e ultimi scavi, diciamo, e anche storia, che ha fatto parte, era il tema di un nostro convegno del 2022. Se qualcuno si ricorda, appunto, avevamo fatto questo convegno, erano 3 gli studiosi che presentavano, c'era la professoressa Possenti, archeologa, che ha presentato i primi rilievi su questo castello abbattuto, insomma, di Corbanese, ma anche era molto importante, Giovanni Tomasi che ha parlato della storia e poi il professor Canzian dell'Università di Padova che ha fatto un excursus sulla storia di quel periodo. Bene, adesso è diventato un articolo vero e proprio e lo presentano il 28 alla Casa dello Studente alle 18. Poi venerdì 12 dicembre presenteremo noi qui gli atti del convegno di ricerca storica. Abbiamo fatto un convegno, se vi ricordate, a marzo, la giornata mondiale dell'acqua, che era il 22 marzo di quest'anno. Abbiamo fatto un convegno intitolato Le acque tra Piave e Livenza, dove una dozzina di nostri ricercatori hanno presentato il loro lavoro di ricerca. Quindi adesso gli atti sono stati stampati e li presentiamo e a presentarli sarà sempre Massimo Gusso che rassegnato, insomma, è stato un volontario, tra virgolette. Ecco, bene, niente, io intanto ringrazio soprattutto Massimo per presentarci questa interessante conferenza e niente, se poi ci saranno domande alla fine. Bene, a te. Va bene, grazie di essere qui. Questa è un'ipotesi ricostruttiva, quindi stiamo parlando di un piano della non realtà, nel senso preciso che non abbiamo le prove, ma abbiamo una serie di indizi, come dice Agatha Christie, a un certo punto il numero di indizi consente anche di andare a una prova. La locandina originaria dell'incontro aveva una cartina che poi reincontreremo. Ho preferito mettere quel gioiello longobardo di cui parleremo per una ragione che spiegherò dopo. Questa comunicazione, come è stato prima annunciato, era già stata pubblicata nella forma, tra virgolette, scientifica sul numero 9 del 2023 della rivista che è stata poi, che avrà anche il numero successivo presentato a breve,
è stata ospitata lì, di cui sono molto grato di questa ospitalità, ma qui cercheremo di raccontare le cose in maniera un po' diversa e quindi ampliando o accorciando oppure allargando dove serve. Ecco, il problema è questo, l'assenza di fonti su Ceneda e sul cenedese nell'antichità romana e tardo-antica, salvo apparizioni vere e proprie, quasi dal nulla, nella seconda metà del VI secolo, e ricomparse poi nei secoli successivi in modalità, diciamo così, carsica. Non cercherò qua di spiegare le ragioni perché si è persa l'epigrafia cenedese, che forse non era neanche così vasta, diciamo così. Pensate che attualmente nel Corpus Inscriptionum Latinarum ci sono 5 piccolissime iscrizioni, nessuna delle quali ha nell'aggettivo cenetensis né il nome Ceneta. Diciamo che questa è la mano del Corpus Inscriptionum, nell'altra mano ci sono alcune altre scoperte più tardi, sempre in assenza però di una denominazione, di una collocazione. Quindi manca il nome di Ceneda. Probabilmente il materiale lapideo è finito, compreso quello epigrafico, se c'è mai stato, è finito nelle fondazioni degli edifici, come tutta la parte. Faccio solo un esempio, noi non dubitiamo dell'esistenza di Ceneda in quel periodo, assolutamente, così come non si dubitava dell'esistenza di Ponzio Pilato, però ci sono voluti 19 secoli, perché durante un restauro a Cesarea di Palestina si trovasse un gradino dell'anfiteatro che ballava e aprendolo, girandolo, si è trovata la scritta Ponzio Pilato, anzi quindi è l'unico cenno, quindi nulla può essere dato per scontato, potrebbe anche qui comparire a un certo punto qualcosa con scritto su Ceneta o Cenetensis. Ecco, ma il problema è che non è in sé il fatto che manchi, no, il fatto è che nella ricomparsa del termine ci sono delle alterazioni e noi vediamo un po'. Ecco, qui vi faccio vedere, non spaventatevi della cosa. La prima è quella di Venanzio Fortunato, che è come una specie di cartolina che lui scrive ai suoi amici e parla di questa cenita, come scrive lui, ecco, e dei suoi amici dupla venenses, ecco. E qui Ceneda può essere interpretata come un elemento, può essere al centro di una narrazione, cioè un territorio in cui si può chiamare Ceneta un posto e immaginare di definire anche i suoi contorni. Poi dopo, più o meno contestuale, un bizantino, uno che sta a Costantinopoli, scrive di un fatto accaduto nel 554 e per dire la città di Ceneda dice es Ceneta Tempolin, cioè nella città di Ceneta. È chiaro che non intendeva la città coi fori e le terme, però è una modalità discorsiva tipica del greco bizantino, quella che dà luogo, es Tempolin, è quella che dà luogo al nome attuale di Istanbul, che quella è, come dire, la città per eccellenza, come noi diciamo urbe per dire Roma. Quindi era un modo per dire un luogo, ecco, un luogo abitato, un luogo con una dignità di città, in questo caso cittadina. Quindi in questo caso però Agazia ne parla come il centro di un sistema difensivo. Quindi abbiamo nello stesso periodo, no, un modo di dire Ceneda come dire un luogo di abitazione, e nello stesso tempo, oppure un luogo di cui io posso narrare, posso parlare, e questo invece che parla di Ceneda come un centro del sistema difensivo. In questo caso Ceneda è sotto il controllo dei Franchi, quindi è una piazzaforte difensiva dei Franchi. 2 secoli dopo, nel 799, Paolino di Aquileia, per dire Ceneda, in mezzo non c'è niente, dice, no, Iuga Cenetensium, le colline, i contrafforti dei cenedesi, quindi non è più un nome, ma un nome collettivo.
è abbastanza interessante questo fatto. Queste fratture, no? Il fatto che tra il 580 e il 799 non ci sia più cenno a Ceneda, come a molte altre cose, peraltro, mi ha fatto venire in mente questo gioiello che è al museo, che è spezzato, no? Cioè, mi dava la sensazione che un gioiello barbarico spezzato disegnava bene questo tipo di problema, cioè la difficoltà appunto a venire fuori, perché è spaccata, simboleggia bene un'umanità barbarica spezzata tra guerra, fame e pestilenza, perché questa era la caratteristica. Sapete quelle narrazioni che non si usano più, quella del sipario che cala sull'impero romano e si rialza sul Medioevo, si rideva anche Benedetto Croce che racconta questo aneddoto del suo professore di liceo. Ecco, però qualcosa del genere rimane ancora adesso soprattutto con l'arrivo dei Longobardi. Spesso volentieri si ritiene che ecco, a un certo punto arrivano i Longobardi e cambia tutto. In realtà i Longobardi arrivano probabilmente dal punto di vista militare senza eccessivi sforzi, insomma, arrivano e trovano il vuoto. È questo che bisogna spiegare e cercare di spiegare. Cioè, dopo la fine della guerra gotica, con le devastazioni subite dall'Italia, l'arrivo dei Longobardi appunto è militarmente facile, ma socialmente, persino antropologicamente devastante. Faccio un esempio cretino che mi perdonerete. Quando arrivano gli austriaci dopo Caporetto, quello che hanno gli austriaci è che sono affamati e quindi il risultato è che affamano tutti gli altri. Allora i Longobardi arrivano in una realtà già affamata e potete immaginare che cosa produce il loro arrivo. Allora, andiamo avanti. Ho preso questo libro, molto interessante secondo me, Kyle Harper, che individua il meccanismo della fine, del passaggio, diciamo così, della fine dell'impero e il passaggio al dopo, attraverso appunto clima, epidemie, e questo è l'oggetto della fine. La fine non è nel 476 in agosto, come si dice, ma è molto più in là la vera fine, dopo che Giustiniano prova a riprendersi l'impero e produce un disastro epocale, anche aiutato da condizioni terribili per l'epoca, compreso un paio di anni senza sole, perché un vulcano indonesiano, come abbiamo saputo dopo, allora non sapevo, ma Cassiodoro ti dice che il sole a mezzogiorno si vedeva come la luna la sera, cioè non c'era il cielo, quindi in situazioni in cui era difficile avere riserve granarie, la perdita di 1, 2, 3 raccolti era devastante, voleva dire la morte, più ovviamente le epidemie che conseguivano, eccetera. Quindi questa ricercatrice dice che si può stimare che il danno alla popolazione italica l'abbia portata circa alla metà, se non a un quarto della popolazione precedente, come se i 60 milioni di italiani diventassero 30 o 15, cioè una cosa inimmaginabile. Ovviamente questo con un giro vizioso per cui tu non hai le forze neanche quando ritorni a poter fare il raccolto, non hai le forze per farlo, e insomma ci si gira attorno, e su tutto questo i Longobardi furono un problema. Dopo probabilmente diventano anche in qualche modo la soluzione, ma dobbiamo pensare a diversi anni terribili. È chiaro che in questi anni terribili, dice così, mi pare che, ecco, che praticamente addirittura viene meno la capacità di fare epigrafia, cioè non ci sono, cioè non è che mancano le epigrafi di Ceneda,
viene meno tutto un mondo e anche la capacità di comunicare le notizie, raccontare che cosa era accaduto, no? Quindi anche qui immaginare che ci fossero anche delle fonti, però vedremo che forse qualcosa c'era. Volevo solo fare un piccolissimo appunto sul fatto dei Longobardi, perché ogni epoca ha il suo innamoramento. I Longobardi sono stati un problema, per esempio, per gli estensori nel 1938 del famoso Manifesto della Razza, perché questi dovevano dimostrare al duce che gli italiani erano quelli dell'impero, no? Però non potevano far finta che non ci fossero stati i Longobardi e quindi si cerca di buttarla lì, insomma, no? A dire, era come se i Longobardi fossero una specie di ondata di migranti ben presto assorbita dalla popolazione locale. Per dirvi c'è proprio la frase 25 ottobre del 38 il duce arriva a portare queste preoccupazioni al grottesco fino a dire, testuale, virgolette, i Longobardi non erano più di 8.000 e furono tutti assorbiti e dopo 50 anni parlavano latino. Cioè, cosa c'entra? Però capite, è per dire che su questa cosa qui non si capisce perché, qual era il problema del duce. Non poteva neanche far figurare che gli italiani fossero troppo germanici e avessero preso troppo sangue, perché in quel momento lì c'aveva il concorrente amico che, diciamo, che premeva, addirittura non so se sapete il tentativo anche al limite del furto di recuperare un testo della Germania di Tacito che assolutamente Himmler voleva e che invece credo i proprietari di una famiglia nobile del Lazio è riuscita a metter via, insomma, perché c'era la fascinazione dei tedeschi per questa origine germanica descritta da Tacito, ecco. E quindi il duce non poteva dargli la soddisfazione, quindi insomma si è tutto banalizzato. Quindi da un lato si fa finta che arrivano i Longobardi e tutto va bene, poi invece qui arrivano i Longobardi, però facciamo finta di niente, si assimilano, non è vero, perché qualcuno più esperto di me vi dirà fino a quando si trovano persone di diritto longobardo, nomi longobardi, cioè non solo non si sono estinti ma hanno continuato a essere tedeschi, insomma, o di avere le loro tradizioni. Quindi è solo per dire che in questa confusione si innescano anche tutte queste banalità, insomma. Ecco, allora, e andiamo a noi. Allora, fino al circa il 580 si poteva fare riferimento a Ceneda come elemento denominante di un sistema difensivo, governato dai Franchi, abbiamo detto, fino all'arrivo dei Longobardi. Successivamente, però, almeno fino alla fine del VII secolo, pur restando Ceneda sicuramente il centro amministrativo longobardo del ducato, chiamiamolo così, non sappiamo come si chiamasse, probabilmente può essere un ducato, insomma, di qualcosa di amministrativo, di basso livello però. Ecco, la denominazione dell'area cenedese fu per molto tempo diversa. Noi non sappiamo quale fosse, ma fu diversa. Come l'area cenedese avesse potuto essere denominata tra la fine del secolo VI e quella del VII è un'informazione che è ignota, però abbiamo una traccia, se vogliamo coglierla, in un riscontro indiziario incrociando due fonti che vediamo qui. Adesso non spaventate, guardate solo la parte rossa, la traduzione. Semplicemente a sinistra c'è Agazia, il bizantino, la cui parola è più sicura delle altre perché lui non aveva nessun coinvolgimento territoriale, sapeva di Ceneda solo perché lo leggeva sulle carte, probabilmente aveva accesso ai diari di guerra del generale Narsete che aveva guidato l'armata imperiale in Italia contro i Goti e che era rimasto anche dopo la fine della guerra. E quell'altro invece a destra è il testo di Paolo Diacono di 2 secoli dopo. Paolo Diacono, anche lui non aveva particolari interessi e fa un riferimento. Se guardate quei due testi hanno delle diversità sostanziali. Allora, nel primo, questo Leutari che guidava una razzia di Alamanni è senza bottino, ha poco bottino, è dovuto scappare perché è stato sconfitto all'altezza di Pesaro dagli imperiali ed è in una rotta, ha perso tutto ed si è rifugiato a Ceneda.
Dall'altra parte invece questo non solo non è un Alamanno, ma addirittura è uno dei Franchi, capo dei Franchi. Non solo, ma lui ha tutto il bottino. Allora è chiaro che le due notizie hanno una fonte diversa. È chiaro che la prima, quella greca, è ragionevole e ben costruita per varie ragioni, e quell'altra è una notiziola che Paolo Diacono prende, e non sappiamo da dove, ma adesso vedremo, la prende perché c'è un'altra differenza, perché mentre Agazia fa morire questo Leutari a Ceneda, verosimilmente dove non si è più mosso, lui e anche i suoi uomini, invece qui in questo caso, una notizia piuttosto vaga, dice che è morto propria morte, che in latino vuol dire sia suicidio ma anche perché è morto di suo, insomma, ecco. Ma dove è morto? Dice, nei pressi del lago Benaco, adesso entreremo, cioè nel lago di Garda. Ora voi capite che la notizia, uno muore a Ceneda e uno muore nei pressi del lago di Garda. Allora queste due notizie queste due fonti sono così, pur essendo così piccole, hanno talmente tante diversità che fa molto pensare questa cosa qua. E dobbiamo stare attenti a quel lago Benaco. E qua più o meno, questo è il lago di Garda, un territorio piuttosto grande, lui dice anche tra Trento e Verona, che anche questo complica ulteriormente le cose, perché normalmente, aspetta che me lo sono segnato, normalmente l'indicazione che viene data nelle fonti latine, diciamo del IV secolo, si trova proprio scritto Benacus inter Brixiam et Veronam, cioè tra Brescia e Verona, cioè in una linea retta, in questo diciamo meridionale rispetto al lago. Invece qui dare un'indicazione verso nord, una specie di mossa del cavallo scacchistica, è un po' stravagante e quindi deve fare un po' pensare, perché quello che prende Paolo Diacono per buono, e lui ovviamente non ne sapeva nulla perché era 2 secoli dopo i fatti, eccetera, nasconde probabilmente l'indicazione, quel iuxta in latino viene da iungere, essere vicino con giunto, vicino a, ecco, probabilmente era l'indicazione, dava la vicinanza a un lago. Quale lago? Non lo sappiamo. Per Paolo Diacono è Benaco. Però quella indicazione che una cosa era avvenuta nei pressi di un lago, dopo lui ci ha messo tra Verona e Trento, forse nel tentativo di dare una spiegazione, invece complicando, e si è creata tutta una storiografia che chiameremo banalmente veronese, che ha cercato di trovare una località, addirittura una località che si chiamasse tipo Ceneda, da quelle parti, per mettere insieme le due notizie, e l'hanno trovata con una Cenesa, che sarebbe Isola della Scala. Quindi c'è stata tutta una storiografia, soprattutto di storici veronesi, Carlo Guido Mor in testa, che ha creato un'interpretazione dando ragione a Paolo Diacono. Quindi non è questione qui di dare ragione a uno o all'altro, ma di vedere cosa dicono le fonti. Ma non entriamo in questa questione. E qui vediamo, c'è un lago, no, che è chiamato Benacum, ma vedete che cambiando 2 lettere, quelle in bianco, come nella settimana enigmistica, possiamo rapidamente immaginare che potesse essere scritto un altro nome, Lepacum, viene l'alpago, se avete in mente, ecco, ed è il nome di base del lago, dell'attuale lago di Santa Croce, quindi è un lago. Ecco. Allora, potrebbe essere che Paolo Diacono trova una notizia in cui un fatto è accaduto vicino a questo lago Lepacum. A lui non dice niente, perché già poi 2 secoli dopo le cose potevano essere di nuovo cambiate, e quindi cosa fa? Dice, ma no, si è sbagliato questo qui,
e Benaco, che è il lago che tutti conoscono, che è il lago di Garda, il lago più grande di tutti, insomma, ecco, quindi era quello che veniva in mente, quindi era corretto. Vi faccio solo un esempio simile. Nella fonte bizantina di Agazia, quando lui dice che l'Eutari con gli Alamanni si sta dirigendo verso quello che sarà il suo obiettivo, cioè Ceneda, entra nella Venezia, così come dice, e poi va in questa città di Cheneta. Bene, su 5 soli manoscritti che riportano la storia di Agazia, uno fa una correzione simile a questa, dice: ma come? Cos'è sta Cheneta? Io non so cos'è, sarà Veneta, cioè nella città veneta, perché dice è appena entrato nella Venezia, quindi dice una città veneta. Quindi lui corregge Cheneta in Veneta, per dire, no? Quindi queste cose qui non è che sono patrimonio, cioè è una cosa che accadeva, perché ovviamente ognuno aveva la sua conoscenza del territorio, cioè quello che era. Quindi insomma una cosa del genere potrebbe essere successa, quindi comunque la cosa su cui voglio attirare l'attenzione è che si potesse dichiarare con questo nei pressi di un lago che un evento possa essere accaduto nei pressi di un lago e che questo lago potesse essere quindi la denominazione di area. Vediamo un po'. Ecco, allora vediamo il problema della instabilità organica, diciamo così, delle denominazioni di area. È classico, perché mentre la toponomastica, il toponimo è proprio inchiodato, fa fatica a cambiare, anzi non cambia quasi mai, magari cambia un pochino la grafica, eccetera, però le denominazioni d'area, quelle più grandi, sono molto instabili. Faccio il caso della Liguria. La Liguria all'inizio è come c'è la 10ª Regio Augustea, c'era la 9ª Regio accanto, che è la Liguria, che quindi era come si dice, la Lombardia, un pezzo del Piemonte, eccetera. Quindi anzi, pensate che Liguria non c'è neanche nel dialetto ligure, diciamo così, non c'è neanche il termine. Ecco, finisce poi con una serie di operazioni, adesso finisce a essere la mezzaluna che sta sotto il Piemonte, ecco, però non c'entra niente con la sua, ecco, per dire. E la stessa cosa vale per la Lombardia, la Longobardia, addirittura la Longobardia è Maior, Minor, cioè c'è una Longobardia che arriva nel meridione, se vedete le novelle del Boccaccio, i mercanti lombardi non è che sono lombardi, sono dell'Italia settentrionale, cioè, e dopodiché la Lombardia è finita a essere adesso l'ampio territorio, ma è quello. E altra cosa, la Romagna è il nome dei territori che stanno ancora con i romani, che sarebbero i bizantini, ok? E poi dopo, lavorando, è diventata quel pezzetto della regione attuale Emilia e Romagna, però il territorio ha come una fisarmonica, queste denominazioni d'area hanno questa caratteristica, e anche quello di cui parliamo noi adesso ha la stessa caratteristica. E allora, senza pretese di approfondimenti ulteriori, no? Torniamo a noi. La valle bellunese dell'Alpago è caratterizzata dall'attuale lago detto di Santa Croce. Ovviamente ha avuto un numero di nomi e di denominazioni estesissimo. Ma diciamo che era detto Lapacinense, poi Lapisino, addirittura Pisino, poi anche il Lago Morto si chiama così per un certo periodo. E però questo fa sì che che doveva esistere una specifica attitudine del nome di questo lago a farsi toponimo, allargandosi sul territorio. Se il lacustre Lapisino fu adottato nel periodo alto medievale, e lo mostra la valle che ancora adesso si chiama Lapisina, no? Giusto? Quindi un pezzo di questa
denominazione lacustre, anche se noi non lo colleghiamo più il nome Lapisino con un lago, però questo non significa che non venga dal lago. Questo anzi aiuta a capire come si può da un lago chiamare un posto e poi dimenticarsi che era un lago e il posto si chiama così. Quindi un pezzo ancora viene da quel nome là. Però appunto può darsi che precedentemente il nome fosse con il nome precedente di Lapisino, cioè Lepacus. Ecco, questa è l'ipotesi un po' di lavoro, cioè che prima di avere un nome di valle, attualmente quello lì, con la versione Lapisino, ci fosse stata un'altra denominazione un po' più ampia, stiamo parlando di 30 km di distanza, 35, quanti sono tra qui e il lago di Santa Croce, insomma, anche meno, ecco, quindi che un'area si chiamasse così e quindi che ci fosse questo Lepacus da cui appunto potrebbe aver preso poi con un ipercorrettismo Paolo Diacono. Allora, e adesso facciamo un salto abbastanza illogico, dobbiamo andare a Plinio il Vecchio, il quale un enciclopedista, diciamo così, romano, che a un certo punto si occupa anche di geografia. Non vi spaventate, lui racconta di un posto, e lo racconta benissimo, cioè questo posto è proprio lì dove lo racconta lui. Attualmente vedete ho messo Austria, Slovenia, Austria, Baviera, Ungheria, confine, e c'è anche un lago, cioè descrive un territorio in modo molto complesso, ma insomma, però tutto quanto è al suo posto. Sta parlando della provincia del Noricum, si chiamava allora, adesso tra Austria e Ungheria, e in questa provincia lui vede un lago che si chiama Peiso, ed è questo qui. Vedete lì è Google Maps, vedete che siamo sotto Vienna, Bratislava, distanti da Budapest, un lago, Neusiedlersee, che esiste ancora, ma che è lì. Bene, qualcuno ha deciso, approfitto per dire che Plinio il Vecchio non conosce l'esistenza del Piave. I romani guardavano i fiumi dalla foce, quindi probabilmente confondevano la foce del Sile. Insomma, il Piave non è mai citato, bisogna arrivare al IX secolo o anche al X, perché venga fatto cenno mentre conosceva Sile e Livenza. In ogni modo, ecco, Plinio, voi direte, ma cosa c'entra tutto questo? C'entra perché qualcuno ha deciso, forzando le fonti, qualche dotto, insomma, no? Come si dice, che il Lacus Peiso faceva venire in mente il lago Pisino, e non solo, ma anche Virunum, Aguntum e Zaurnia avrebbero potuto essere Belluno, Agordo e Zoldo. Okay? Quindi si crea una specie di geografia fantastica in cui si lavora molto su questa roba qua, e quindi il lago viene spostato dall'Ungheria tra l'altro, ripeto, sarebbe stato l'unico ricordo di un lago alpino nella tradizione latina, che non esiste. I latini avevano l'orrore delle montagne, figuriamoci, quindi non ne parlavano mai. E quindi questo caso qui invece non è vero. E vediamo qualche esempio di cartografia. Qui per esempio, vedete, 1548, c'è un lago solo, fuori scala, vedete scritto Casamatta, quindi è il lago attuale Santa Croce. Questo è quello della Locandina, vedete che anche Ceneda ha il suo lago, probabilmente i laghi di Revine, e qui ci sono Casamatta, è sempre Casamatta che dà il nome, infatti per molto tempo si chiama lago di... Qui invece c'è la Casamatta ma non c'è nessun lago, perché siamo nel 1644. Qui ci sono lago Pasino, ma va scelto dal lettore quale dei due laghi sia il Pasino. Poi c'è il lago Morto e c'è anche un lago dalle parti di Polcenigo, Caneva, non lo so. Ecco, è per dire insomma che c'è un po' di
di confusione, qui ci sono 3 laghi, siamo nel 1662 senza denominazione, e qui questi sono probabilmente, uno è il Varano che poi scompare, eccetera, uno è Santo Croce, l'altro è il Lago Morto, ma è difficile da dirlo. Vedete che in questa maniera è solo per, adesso non si può soffermarsi sui dettagli, insomma. Ma insomma, fino a che a un certo punto qualcuno decide di porre fine a questa cosa, e quindi il lago Peiso resta il Neusiedlersee in Ungheria, e il nostro Pisino, l'Apisino, l'Epaco, eccetera, è ripostato al suo posto ed è Santa Croce, sì, ed è questa la situazione. La carta del 1833 finalmente vedete la situazione attuale con quello di adesso, insomma, ci sono voluti alcuni secoli. Ecco. E qui entriamo, perché non è solo il lago di Santa Croce. Teniamo presente che probabilmente ci entrava il Piave nel lago di Santa Croce fino a una certa data, quindi era una specie di macchina da guerra, il sistema idrografico che governava il fianco occidentale del Cenedese, una vera e propria muro d'acqua, no? Che doveva essere molto importante dal punto di vista anche difensivo. Quindi un sistema orografico lacustre immenso, e che poteva in qualche modo essere anche percepito come un unico lago, in qualche modo. Quindi andiamo da Calalzo fino a Revine, possiamo immaginare una situazione senza le dighe che portano via l'acqua, con una massa d'acqua impressionante, quindi probabilmente uno poteva anche avere l'idea, camminava da un punto all'altro e vedeva sempre acqua da questa parte. Un sistema di laghi, ecco qui c'è l'elenco su cui non mi soffermerei, il Varano e il Forcal, non ci sono più. Forcal è quello della frana che poi tipo Vaillant, che colpisce anche Serravalle, che rialza le basi, le colonne attualmente sono semisommerse ancora da quella circostanza. Il Varano è finito, insomma questo è l'elenco solo per farvelo vedere, insomma qui ci sono alcune delle rappresentazioni dei laghi, ma insomma non ha molta importanza. Qui una carta stradale messa forzatamente in orizzontale, no? Tanto per farvi vedere questo muro d'acqua. La parte che ci riguarda è quella riquadrata in giallo, no? È l'area di cui stiamo parlando, e questo per dirvi questa idea del muro d'acqua, che in realtà viene da Calalzo in qua addirittura. Insomma, noi guardiamo però quel pezzettino, quel francobollo lì, che è quello che dovevano vedere i cenedesi, diciamo così, e potevano in qualche modo sentirsi coperti dall'acqua dei laghi. Tra l'altro stiamo sempre parlando d'acqua, proprio una specie di anticipazione della prossima volta che parleremo di acque per sempre. Dunque, allora, torniamo alla nostra area cenedese, che per molto tempo, abbiamo detto, tra la fine del VI e del VII aveva una denominazione ignota. Re Berengario dobbiamo arrivare in modo insopportabilmente tardo, diciamo così, al 923, perché qualcuno scriva qualche cosa del genere, e dona il re Berengario al vescovo di Belluno duas decanias que sunt in valle Lapacinense. E qua, insomma, si capisce che in questo momento stiamo andando verso la creazione del termine lapisino, perché da questo aggettivo, vedete che c'è anche il 923, vel in plave, quindi il Piave ancora uno dei più illustri corsi d'acqua tra quelli sconosciuti, fosse tutt'uno col lago di Santa Croce. Quindi, però qui abbiamo, come dire, l'anello mancante a cui manca però un altro anello, cioè noi sappiamo che l'apacinense è l'aggettivo che produce poi l'apisino attraverso una serie di passaggi, ma l'apacinense a sua volta è l'aggettivo di Lapacus, che è il nome del lago
e anche del territorio alpago, no? Ecco, e qui vediamo che i Longobardi, torniamo ai Longobardi, costruirono due fare, una all'inizio di questa storia, cioè la fara d'Alpago, una alla fine, dopo, lungo il corso del Soligo, diciamo sopra il corso del Soligo, dopo l'uscita del Soligo dai laghi di Revine. Adesso il fatto che io ho fatto una linea retta tra le due fare è solamente per far vedere il congiungimento, però trovare, come si dice, due fare longobarde in asse tra di loro fa pensare che questo sistema idrografico fosse effettivamente un sistema difensivo, come una grande muraglia in cui all'inizio e alla fine metti un insediamento militare, perché la fara era anche e soprattutto un insediamento militare. Ed è un evento insediativo originale, quasi una specie di fermo immagine sulla natura dell'apparato difensivo cenedese nella sua fase proto-longobarda, databile con ampio margine tra la fine del VII e la metà dell'VIII secolo. L'importanza strategica di un insieme di laghi rafforza la possibilità che un nome lacustre, un nome agglomerativo, potesse essersi affermato come denominazione di area. E vediamo un riepilogo. Allora, partiamo dalla Cenita, Ceneda, Cheneta, che è testimoniata, diciamo, fino agli ultimi, prima dell'ultimo ventennio del VI secolo. Poi si passa al denominativo ignoto, che abbiamo cercato qui di supporre, di costruire, e dimostrabile, se ovviamente accettiamo questa scommessa ricostruttiva, attraverso l'ipotesi di una correzione di una fonte che avesse scritto Lepacum e che fosse stata intesa come Benacum. E poi abbiamo il ritorno di Ceneda o dei cenedesi, perché spesso nelle fonti successive si parla al plurale dei cenedesi, attraverso il passaggio tra ducato e soprattutto poi l'episcopato, mentre la valle Lapacinense, che è correlata a quel lago, è testimoniata dal X secolo, diventava toponimo, chiamiamolo così, ristretto di quella valle, e l'Epacus, anche lui, diventava toponimo, tra virgolette, ristretto dell'area, ridotto per modo di dire, all'attuale Alpago. Ecco. E quindi, per dare una conclusione, no? Perché, è un quadro congetturale, e ripropongo quindi necessariamente la fibula spezzata, che aveva per me questo significato di indicare un mondo che si è spezzato. E comunque sia andata, sul territorio cenedese si era aperta una frattura che si colmò in un paio di secoli, voi potete immaginare con quale fatica. E anche la questione del toponimo, per quanto proposta qui in via di ipotesi, potrebbe essere un indizio di questa frattura. Io vi ringrazio per l'attenzione, ricordo solo che il lago Benaco, di cui tanto abbiamo parlato, verrà denominato come ora lago di Garda solo tra X e XI secolo, prendendo il nome dalla cittadina di Garda, sorta nel frattempo sul vecchio castello longobardo a Bardolino, che era detto Varda, col W, luogo quindi di osservazione di guardia, perché anche l'italiano ha preso il termine da lì. E ancora nel 904, infatti, un documento parla di civitatem gardensem, ma sulla ripa Laci Benaci, quindi ancora in quest'epoca qui si continuava a chiamare sempre Benaco, cioè è un termine che dall'antichità romana ha avuto una storia molto importante a differenza del nostro. Quindi una serie di circostanze, dopo tutti questi laghi, queste acque che sono stati convitati di pietra in questa circostanza, si può dire che questa storia avrà in qualche modo un aggancio con la presentazione della prossima volta, in cui vedremo
il convegno sulle acque tra Piave e Livenza, dove le acque invece non avranno bisogno di essere convitate di pietra perché sono proprio invece i protagonisti di questa cosa. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso perché forse non è tutto così semplice, però è una congettura, una bella congettura. Grazie. Non so se qualcuno ha qualcosa da chiedere. Non so. È bella quella carta geografica che hai fatto vedere con le due fare. E devo dire che la metterei forse un po' prima di quel periodo che dicevi tu, perché nella chiesa di Santa Maria del Brolo di Farra hanno trovato un inumato, un ragazzo longobardo di circa 16-17 anni, con decorazioni sul vestito che erano uguali a quelle della Pannonia. Quindi un longobardo della prima ora, diciamo. Un longobardo quindi da spostare verso l'ultimo quarto del VI secolo. E quella Farra lì doveva essere, a parte che lì a Monchera di Farra hanno trovato anche un cimitero longobardo, quindi con armati, oltre ai reperti abbastanza recenti della chiesa. Doveva essere una Farra molto grande, perché poco a est di quella Farra lì, a Solighetto c'è un Prade Farra e un Col de Farra, quindi anche lì. E anche Farò, secondo la mia è Farra sull'acqua. Perché c'è anche un posto che si chiama Pian de Guarda, Guarda e Pian de Guarda. Sì, anche quella che noi chiamiamo la Bella oggi, che è a Follina, nei documenti antichi è la Bella Guarda. La Bella Guarda, sì. Quindi c'è probabilmente era stata fondata una Farra molto grande che avvicina molto le due Farre che hai messo su, certo. Pago con quella sì. No, ma quello era per dare l'idea che se questo sistema idrografico è sentito come un elemento difensivo, chiaramente una delle prove è proprio la istituzione ai capi di questi insediamenti militari che sono caratteristici dei Longobardi e che non, insomma, che voglio dire, forse sono la parte più interessante perché tutta la faccenda, sì. Tra l'altro tutti quei laghi finiscono con dei enormi territori paludosi, perché anche quello del documento del 923 dice finisce nel lago o nel Piave e in mezzo ci sono tutte le paludi, sono circa 6 km di paludi. Anche il lago di Revina, chiamiamolo così, nella prima documentazione che è del 1307 viene detto lago di Tovena e si dice nelle paludi che ci sono alla fine dei laghi. Quindi è una zona non solo lacustre ma anche molto paludosa, quindi difficilissima da attraversare. Sì. Comunque ecco, è un'ipotesi, questa cosa un po' enigmistica del Paco, Benaco, ovviamente la dovete prendere, però non è così. Ma spiegherebbe anche tutti i due. Sì. E soprattutto spiegherebbe la necessità che ha avuto Paolo Bianco di dire tra Verona e Trento, che non aveva nessun senso, perché che invece era un modo di dire, dove è morto? Vicino al lago, come dire che è morto nella Valle Lapisina, che non, ecco, un posto non grande, ma neanche così grande come dire vicino al lago di Garda, che era un po'. Quindi quello di per sé così logicamente, dopodiché sapete, non riusciremo mai a dimostrarlo. Grazie al cielo, non tutto è, possiamo sapere. Esatto, grazie ancora. Allora noi ringraziamo moltissimo per questa dotta conferenza importante, grazie Massimo. Rimangono le tre date di cui vi ho detto, il 21 di novembre, Franco Bastianò, qualcosa sulla nascita di Venezia, il 28 alla Casa dello Studente Archivio Storico Cenedese e poi il 12 dicembre gli atti del Circolo Vittoria delle Ricerche Storiche sull'ultimo convegno che abbiamo fatto, le acque tra Piave di Venezia. Grazie a tutti.